Torna a distanza di 10 anni dal primo il Gay Pride a Treviso. Si celebrerà sabato 20 giugno, un momento collettivo dedicato a ribadire diritti, dignità e lotta contro ogni discriminazione, nonostante la Costituzione e varie carte europee sanciscano i principi di uguaglianza. Dopo le dichiarazioni della sindaca di Rovigo, che lo ha definito un circo esibizionista, la comunità LGBTQIA+ è ancora più determinata a difendere i propri diritti. Ha fatto delle dichiarazioni veramente sconvenienti, ostili e anacronistiche. Ricordo che siamo nel 2026, infatti tutta la nostra solidarietà all'intera città di Rovigo, anche perché insomma la sindaca non pare all'altezza. Anche per questo le associazioni chiedono alle istituzioni di prendere posizione attraverso una lettera. Nella lettera che faremo a tutti i rappresentanti delle istituzioni del territorio, quindi quelli eletti a livello provinciale, a livello comunale e a livello regionale, chiederemo sostegno per il nostro Pride 2026 e chiediamo appunto il sostegno perché ci mettano anche loro la faccia e ci appoggino nella nostra causa. Sfileranno Coordinamento LGBTE, Agedo, Collettivo Le Miriadi, Binario 1, Rete degli Studenti Medi, CGIL e l'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, che patrocina l'evento contro tutte le disuguaglianze che permangono anche nei luoghi di lavoro. Poi è anche vero che in alcuni luoghi di lavoro abbiamo affrontato delle situazioni di difficoltà anche per quanto riguarda l'orientamento sessuale. È importante anche dire che la CGIL appunto è scevra da qualsiasi tipo di pregiudizio rispetto a qualsiasi tipo di orientamento sessuale, politico, religioso e di quant'altro, quindi ancora di più convintamente ci siamo insomma in queste presidi. Che esistono ancora famiglie che al giorno d'oggi rifiutano completamente i figli e le figlie per questo motivo. Tanti vengono proprio cacciati di casa, sembra assurdo, però succedono queste cose. Purtroppo sì, anche nel mondo dell'arte, nel campo artistico e musicale si trovano ancora tante discriminazioni ed è per questo che con la mia musica cerco il più possibile di far capire che all'effettivo il mio personaggio non è nient'altro che una persona che vive come qualsiasi altra persona. Partenza dalla Palla di Ferro di via Roma per raggiungere piazza Matteotti, dedicato al socialista, simbolo della lotta antifascista.